Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda delle due persone scomparse, Gianfranco e Gabriele Ulian, padre e figlio di 74 e 35 anni, le cui tracce si erano misteriosamente perse la sera di sabato scorso. I due, residenti a Cervignano del Friuli, originari di Ruda, nel pomeriggio dell'8 novembre, dovevano raggiungere il centro commerciale di Villesse per acquisti e far rientro. Da quel momento il buio totale, con i familiari costretti ad allertare i soccorsi tramite il numero unico di emergenza 112. Subito sono scattate le procedure con il campo base allestito al campo sportivo di Ruda e le squadre di soccorso impegnate a perlustrare la zona anche con l'ausilio dell'elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, ma senza esito. Intorno alle 18 di domenica 9 novembre la segnalazione che l'auto era stata vista transitare alla barriera dell'Isert in direzione Trieste. Poco prima dell'alba la polizia slovena li ha rintracciati sani e salvi nei pressi di Capodistria, una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso due comunità, in particolare quella di Ruda. L'epilogo è positivo, nel senso che sembra che tutto sia finito con il ritrovamento appunto delle due persone. Certo è che la preoccupazione iniziale e quella che ha condotto tutta la fase delle ricerche era importante, ecco.